Ciao amici telespettatori, siamo a Marsala, esattamente in contrada Strasatti e stiamo per andare a intervistare un po' di persone e per vedere che cosa ne pensano dell'argomento di questa settimana, e cioè qual è la cosa più strana che hai fatto nella tua vita. Ma venite con me, sto per andare al mercatino di Strasatti. Qual è la cosa più strana che hai fatto nella tua vita? Beh, Una. Una stranezza magari che tu non ci vuoi pensare più, ti vuoi dimenticare. Una delle tante che si fanno, perché si sa, noi siamo tutti strani. Un Sì. pizzico di stranezza ce l'abbiamo tutti, giusto? sì, ad esempio, Magari uno. quando andavamo a scuola magari stampavamo, facevamo... Ah, quando hai stampato? Ai tempi della scuola. Ah, sì, Sei di Marsala? Abbiamo detto. sì, sì. Come ti chiami? Liliana. Ok, grazie. La- La domanda è: qual è la cosa più strana che hai fatto nella tua vita? Una cosa, la più strana di tutte. Sposarsi, Sposarsi, è strano. Perché? è perché è la cosa più strana che ho fatto nella mia vita. Va bene, come ti chiami? Irene, Sei di Marsala? sì. Va bene, Irene, Sono di grazie. Stranamore Siciliano. Ciao. Come ti chiami? Franco? Ascoltami Franco, sei di Marsala? Sì. Posso farti una domanda? Fallo. Qual è la cosa più strana che hai fatto nella tua vita? No. La cosa strana? Una cosa più strana che hai fatto nella tua vita, qual è? Di cose strane? Niente. Niente, non hai mai fatto niente di strano. No. È stato sempre piacevole. Sì. Va bene, complimenti per te, ok? Come si chiama lei? Ciao, buon lavoro. Io Alfredo De Vergari, Alfredo, mi dica molto che fa questo lavoro? 50 anni, Ma come mai ci sono così poche persone qui al mercatino oggi? e vanno tutte a vendemmiare in questo periodo. Ah, per questo allora. Poi finisce la vendemmia e vanno a raccogliere olive. Prima si sono preso il sole al mare, e Certo. non c'era nessuno neanche. Si fa sempre sta vita comunque. Va bene, ascolti, la domanda che le volevo fare è: qual è la cosa più strana che lei ha fatto nella sua vita? Guarda, tutte le cose che ho fatto io sono state tutte meravigliose. Di strano purtroppo non ho fatto niente, Non c'è niente di strano. assolutamente. Vabbè, meglio così, La ringrazio. Lei è? Arrivederci. Di Girolamo Luigi, Luigi, ascolti Luigi, qual è la cosa più strana che ha fatto nella sua vita? è che una volta, cioè, siccome mi mancavano i capelli, ho pensato di mettermi un involtamento fisso, pensando che piacevo di più alle donne. Cioè praticamente si è messo una parrucca. Invece è l'incontrario, perché essere piacevole e sapere parlare e conquistare. I capelli non c'entrano niente. Certo, bravo. Ok, bella cosa strana, grazie Luigi. La domanda che ti volevo fare è: tu nella tua vita hai mai fatto qualcosa di strano? Può essere. Qual è la cosa che ti ricordi che tu hai fatto più strana nella tua vita? Una che ti ricordi, In questo momento sinceramente non me ne ricordo manco una. neanche una, Anche una. Però quello l'avrò fatta sicuramente. neanche pensandoci un minutino? Non lo Una so, cosa proprio magari strana, quando- magari che vuoi dimenticare, non so. No, magari quando ero giovane con la Vespa, quando impennavo con la Vespa, che fesseria di questo, non lo so. Quindi impennavi con la Vespa. No, qualche fesseria. Ok, grazie. Ciao. Oh yeah!